Citata nel 1185 come Cappella Curtis Franconis, la chiesa di San Giacomo di Colfrancui fu eretta a parrocchia solamente nel 1947, accorpando parte del territorio di Lutrano. La chiesa, che già nel 1474 appariva in rovina, venne poco dopo ricostruita in stile romanico, con il caratteristico campanile addossato al centro della facciata. Ampliata nel 1923 dall'architetto Luigi Candiani, venne infine ristrutturata nel 1987 assieme al sagrato. Il santo titolare compare in una bella tela settecentesca realizzata da Paolo De Lorenzi nella fase iniziale e più felice della sua produzione, quando era ancora sotto l'influenza del colorito dolce e morbido proprio di Giovanni Battista Bellucci. San Giacomo Maggiore è raffigurato nel pieno della sua maturità, secondo un'iconografia particolare che assomma le caratteristiche dell'Apostolo con quelle del pellegrino. La chiesa conserva un battistero in pietra con il caratteristico divisorio interno e un'acquasantiera, entrambi del XVI secolo. Particolare devozione è rivolta al cinquecentesco altare laterale di destra, che sorregge la statua della Madonna Immacolata ed è ornato sul soffitto da una tempera del pittore ungherese Duilio Corompai. Nella pala ottocentesca, posta sul lato nord, è rappresentata la celebre scena di San Francesco in estasi, quando sul Monte Verna in Toscana il 14 settembre 1224 gli apparve il Cristo nelle sembianze di un serafino a imprimergli le stimmate. Nell'angolo sud della controfacciata trova ricetto da pochi anni un affresco ottocentesco della Madonna con Bambino, uscito miracolosamente intatto dai bombardamenti del 1944 e donato alla parrocchia dalla famiglia Covre. Sull'antico tracciato della Postumia, a nord-est di Oderzo, sorge la chiesa vecchia di Fratta, attestata anch'essa col titulus di San Jacobo nel testamento di Roberto Maglera del 1176. L'interno conserva un affresco quattrocentesco della Madonna col Bambino, che reca nell'iscrizione la data e il nome del misterioso autore, Ieronimo de Pentor. A metà Ottocento fu istituita la Questua di San Valentino, il santo invocato contro l'epilessia e le infermità, tuttora molto venerato dalla popolazione locale.